Sono venuti là a trovarci, ci hanno fatto visita, ma non hanno trovato niente purtroppo, perché avevano già preso l'altra volta. Quando sono passati? Per le 11. Poi hanno fatto 5-6 famiglie qua. Più che altro sono tutti lì, una casa attaccata all'altra, le hanno passate tutte. Un sabato sera da incubo a Nove, dove i ladri sono entrati in azione in più abitazioni tra via Marzabotto e via Eugenio Curiel. Colpi a raffica senza curarsi della presenza dei residenti all'interno. Dopo quando ho visto sopra, no, guardato nelle finestre, c'era una finestra aperta, perché avevano fatto il buco col trapano e avevano alzato la maniglia. Ho visto sopra il letto le cose che avevano tirato fuori i cassetti e messi, che hanno rovesciato per vedere se trovano l'oro. I malviventi sono entrati dal giardino per poi utilizzare la solita tecnica del foro sulla finestra. È già il terzo episodio per i Marman. In questo caso non hanno rubato nulla, a differenza delle volte precedenti. La loro vicina Marianna, invece, non ha avuto la stessa fortuna. Sono arrivata a casa alle 11 e ho visto che c'erano tutti i vestiti degli armadi, dei cassetti per terra. E sono andata nella finestra del bagno, non avevo chiuso il balcone di legno, chiamiamolo, e mi hanno divelto il serramento, anche bello grosso il serramento, comunque me l'hanno divelto e sono arrampicati dalla grondaia del vicino. E ho controllato in camera dove c'erano 2 braccialetti d'oro di mio figlio e mi hanno portato via i braccialetti. Ad agire all'interno sarebbe stata una sola persona, mentre i complici lo aspettavano fuori. Che se entrato era uno, ma sicuramente c'era qualcun altro che l'aspettava, è uscito poi dal vialetto principale, come niente fosse, perché le impronte poi andavano proprio nel vialetto principale. Nella vicina via Curiel i colpi sono andati a segno in 2 appartamenti, al primo e al secondo piano, da cui è stato portato via un orologio di valore, un fenomeno che preoccupa sempre di più. Rispetto agli anni scorsi, i furti non si concentrano più solo nei mesi autunnali e invernali, ma colpiscono anche a fine marzo e cresce la paura tra i residenti. Come più volte ci hanno raccontato vittime e vicini, c'è chi dorme con una mazza da baseball vicino al letto.